Io ho sentito 2 botte forti sulla schiena e poi anche, sono qua sul braccio, non so con cosa sia stato fatto. Ce l'ho avuto sul braccio e qua sull'addome. Ripercorre quei drammatici momenti Andrea Strapazzon, 22 anni, quando al rientro a casa da una serata con gli amici è stato aggredito alle spalle da un malvivente che si è intrufolato all'interno del giardino di casa. Lo ha atteso vicino al garage, poi è iniziato il pestaggio. Ho sbattuto contro il basculante del garage e ho gridato mamma, papà e sono arrivati giù subito, cioè in senso hanno urlato, perché hanno detto magari si sentiva male, qualsiasi altra cosa. E sono arrivati, poi io sono rimasto accasciato a terra e loro hanno aperto e non c'era più nessuno. I genitori, che erano tornati a casa da poco, appena sentite le urla del figlio, si sono precipitati fuori. Il giovane, ancora dolorante, a terra. Andrea non è riuscito a capire se i banditi fossero stati due o solo uno. Sicuro è che il bandito lo ha colpito con qualcosa di tagliente, visti i segni sul braccio. Non ha mai parlato, spiega il 22enne, mi ha solo aggredito. Poteva andare anche peggio. Poteva accadere qualcosa ai tuoi genitori? Sì, poteva sia accadere qualcosa a me se non fossero stati a casa i miei genitori, che magari dico non arrivavo a mezzanotte e mezza, mezzanotte e 20, arrivavo più tardi, loro stavano dormendo, lui entrava, magari non succedeva nulla, prendeva, faceva il furto che doveva fare, andava via, ma magari poteva anche succedere qualcosa di peggio. Ha passato una notte sotto shock, Andrea. Ora sta cercando di andare avanti e non pensare a quello che sarebbe potuto accadere. Ho la fortuna che ci sono tante persone che mi stanno vicino e mi dicono stai tranquillo e tutto. Sì, adesso però sicuramente la sera si sta sempre con un occhio di riguardo in più adesso. Il 22enne, la sera stessa dell'aggressione, è stato portato in ospedale per essere medicato, poi la denuncia ai carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini. A casa non ci sono telecamere di videosorveglianza, ma i militari dell'Arma stanno cercando immagini nelle zone vicine. Mai mi sarei aspettato, ci spiega, una cosa simile. A casa tua dici dovresti essere più sicuro. Invece E invece purtroppo succedono anche queste cose, non sarà né la prima né l'ultima volta.